Ditemi voi quando. Perché c'è effetto San Pietro oggi? Un buongiorno a tutti e benvenuti a Palazzo Ferrofini. Un benvenuto a Daniele Cannella, amico, sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche, e Stefania Pierazzo, presidente Antica Fiera di Arsego. Oggi qui per presentare la 277esima edizione di quella che probabilmente è una delle più antiche fiere del Veneto. Fiera di Arsego venne concessa il 23 agosto del 1747 con autorizzazione del doge Pietro Grimani. Si deve alla famiglia veneziana dei Soranzo, tra i primi possidenti delle terre lungo il fiume di Piovego, ed in particolare ai fratelli Zuanne e Bertucci, l'idea di istituire una fiera da tenersi annualmente nella loro villa di Arsego, al centro della quale vi fossero commercio, scambio di prodotti agricoli, dimostrando una lungimiranza notevole che rappresentò anche una svolta in ambito economico. I Soranzo aprirono ai mercati del bestiame, ai prodotti degli attrezzi agricoli e via dicendo. Ancora oggi il cuore della fiera è squisitamente agricolo, ma lo sguardo si è ampliato tanto da fare di questo appuntamento uno degli eventi autunnali più importanti del nostro territorio, con rilevanza secondo me anche extraregionale. Per gli amanti dei numeri, ecco qualche dato: nelle ultime edizioni si sono registrate un centinaio di ditte espositrici, 300 bancarelle di merci, 40 spettacoli viaggianti, un bacino d'utenza che conta tra i 30 e i 50 mila persone ed interessa il settore agricolo, turistico, commerciale, industriale. Le cifre però restituiscono solo in parte il carattere della fiera, che ha molti pregi. Il primo è quello di non limitarsi ad essere una mera rievocazione storica, ma di rappresentare il senso di una comunità orgogliosa delle proprie origini e che si raccoglie attorno ad esse, non certo con uno sguardo nostalgico, ma piuttosto avendo la capacità di tradurre in modernità la lezione appresa dal passato. Ecco allora il senso dei prodotti tipici veneti, l'intrattenimento folcloristico, incontri didattici per le scolaresche e persino serate educative a giovani gruppi dedicate a giovani gruppi musicali emergenti. Tra i temi al centro del dibattito contemporaneo c'è sicuramente quello della scoperta dei borghi, della necessità di limitare i danni derivanti dall'overtourism rivolgendo lo sguardo altrove, favorendo lo sviluppo o la riqualificazione di paesi, città o quartieri che non vivono sotto i riflettori, ma la cui ricchezza è silenziosa ed è indubitabile. Partecipare a eventi come le fiere di paese, scoprire le tradizioni locali, assaggiare i prodotti tipici e vivere il senso di una comunità è allora un modo sano, diverso e migliore di essere turisti, dando un contributo positivo ai luoghi visitati. Altro pregio a cui facevo riferimento prima è quello di aver dato la vita, nell'ambito della fiera, al premio Sergio Carnaroli, istituito nel 2019, alla finalità di riconoscere e promuovere soggetti economici e imprese in un'ottica di valorizzazione delle attitudini imprenditoriali e di risposta ai profondi cambiamenti in atto nel sistema socio-economico a livello globale e contestuali innovazioni tecnologiche. Ecco allora che si coglie la capacità di Fiera di Arsego e dei suoi organizzatori di guardare al contemporaneo e di volersi confrontare con le sfide globali. La chiave per riuscire a raccontare chi si è del proprio passato oggi non è certo quella di guardarsi indietro, né quella di rimanere fermi, convinti che il passato si possa replicare. La chiave è saper adattare il passo, essere dinamici, riuscendo a conservare la propria identità nelle molteplicità anche delle sfumature di sensibilità, ma ripeto, di guardare avanti e di guardare in maniera ottimista a quello che è il nostro territorio e il nostro futuro. L'evoluzione della fiera di Arsego è la dimostrazione che ciò è possibile e il successo che ha questa fiera nell'ambito appunto degli appuntamenti annuali vuol dire che chi la sta seguendo, chi la sta curando, chi la sta affiancando sta lavorando bene, ripeto, guardando in maniera importante al futuro del proprio territorio. Ringrazio i colleghi Sandonà e Vianello e Cavinato che sono piuttosto local rispetto a questo evento, che la seguono da sempre con sensibilità ed attenzione. Grazie ancora per la presenza, cedo la parola a Daniele Cannella. Grazie Presidente, io sono
qui con orgoglio a rappresentare tutta la comunità di San Giorgio delle Pertiche, innanzitutto a rivolgerti il nostro più grande ringraziamento per questa opportunità di essere qui, di essere nella sede del Consiglio regionale a presentare quella che è la nostra manifestazione principale, quella manifestazione per cui come comune e come comunità lavoriamo tutto l'anno. Un saluto e un ringraziamento anche ai consiglieri Sandonaca, Vinato e Vianello che oggi sono presenti e a tutta l'organizzazione del Consiglio regionale che ci ha permesso di essere qui oggi. Mi piace ricordare, come è stato appunto detto durante l'intervento di presentazione del Presidente Ciambetti, che la Fiera di Arsego è nata nel 1747. Nel nostro paese, così come in tutta la zona, sventolava il vessillo della Serenissima Repubblica di Venezia e la concessione della fiera avviene proprio per firma del Doge Pietro Grimani. Quindi essere qua oggi, essere a Venezia per la prima volta peraltro, credo insomma nella storia della nostra manifestazione, a presentare l'evento è quasi un ritorno alle origini, un ritorno a quello che è il legame fortissimo tra la nostra comunità, tra la nostra fiera e il governo e l'amministrazione del Veneto. Gli anni sono passati, ne sono passati tanti, è cambiata ovviamente la forma di governo, oggi sventola un altro vessillo, ma il cuore rimane legatissimo a quel vessillo di San Marco che ha portato nel nostro paese questo evento e credo anche che ha lasciato nel nostro paese questa grande eredità. La Serenissima Repubblica di Venezia ha insegnato al mondo l'arte del commercio e ha lasciato anche nei territori allora governati questa importante arte. Quindi credo che veramente oggi quello che siamo qua a presentare è niente altro che l'eredità che ci hanno tramandato i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi, che appunto risale a quel periodo importante e florido di dominio della Serenissima sui territori del Veneto. Oggi siamo in un Veneto diverso, ma questo legame è ancora forte ed è dimostrato appunto dalla nostra volontà di fare della fiera il momento in cui mettiamo in vetrina, mettiamo in luce, mettiamo in evidenza le eccellenze di un territorio che sa lavorare, che sa produrre, che sa innovare, che sa guardare sempre con ottimismo al futuro, anche nei periodi più bui. E della storia della fiera mi piace ricordare che le 277 edizioni sono 277 edizioni certificate. Questo perché magari in altre manifestazioni si parla di 800, 700, 1000 anni, ma magari dando insomma un anno di partenza, riprendendosi a qualche libro, a qualche ritrovamento ecco, d'archivio. Qua invece le 277 edizioni sono vere, sono effettive e parlavo proprio di capacità di guardare avanti con ottimismo perché la fiera ad Arsego si è tenuta anche durante le 2 guerre mondiali e si è tenuta anche i 2 anni difficilissimi del Covid. Oggi il Covid ce lo siamo lasciato alle spalle e devo dire che ci ha lasciato anche, Presidente, la capacità di, o meglio, il Covid è stato anche un'opportunità per la fiera perché ci ha dato quello sprint e quella da una necessità trasformata in un'opportunità di saper innovare, di saper cambiare anche alcuni paradigmi di organizzazione che oggi ci permettono di poter avere una delle manifestazioni del territorio meglio gestite anche dal punto di vista della sicurezza. E su questo ci tengo molto ovviamente come primo cittadino, visto insomma che sulle mie spalle ricade prima di tutto la tematica legata alla sicurezza e su questo devo anche dare doveroso merito e ringraziamento all'assessore Andrea Carnio che cura scrupolosamente assieme a tutto il corpo delle forze dell'ordine e dei volontari adoperati in questo, insomma, l'organizzazione dal punto di vista della logistica e della sicurezza. E questo permette e ha permesso e continua a permettere che la manifestazione sia in costante crescita. I numeri citati sono numeri veri, contabili, anche le presenze stesse vengono certificate dal contapersone e quindi la crescita che l'evento ha avuto in questi anni è inopinabile, insomma, è evidente ed è riconosciuta da tutti, riconosciuta dai visitatori, riconosciuta dalle associazioni, dei tanti volontari che si adoperano per organizzare le sottoattività interne alle manifestazioni o comunque appuntamenti e opportunità che poi la Presidente illustrerà
nel dettaglio, riconosciuta anche dai nostri sponsor, che devo ringraziare, che ci danno diciamo quel po' di benzina necessaria, ecco, a far correre così forte, così veloce, così lontano questa macchina chiamata fiera, ma ecco, riconosciuta, lo dico con orgoglio da me come sindaco, da tutta l'amministrazione comunale. Saluto anche i rappresentanti, consiglieri e assessori qui presenti e tutte le persone che ci hanno voluto accompagnare in questa presentazione, in questo evento, e che quindi, ecco, ci permettono oggi di essere qua con orgoglio ad aprire il sipario sul grande lavoro che è stato fatto negli ultimi 365 giorni, perché l'organizzazione di una fiera parte durante i fuochi di artificio di quella che si sta chiudendo, ecco. Per cui oggi siamo qua ad aprire il sipario sul lavoro che è durato un anno intero e che ha visto l'amministrazione impegnata con tutte le sue forze nel coordinare questa grande manifestazione, questa grande opportunità per il territorio. Devo anche ringraziare, oltre alle associazioni, i volontari e tutte le persone, gli sponsor, tutte le persone che si danno da fare, anche i nostri partner, quindi saluto gli amici di Radio Wow, che è radio partner dell'evento, gli amici di TV7, che è la nostra televisione partner appunto dell'evento, e che ci permettono anche di dare visibilità e di allargare i confini di quello che deve essere conosciuto fuori dagli standard canonici, ecco, della nostra manifestazione. Io non vorrei dilungarmi ancora molto, perché so che la Presidente ha un bel programma da illustrarvi, però davvero ci tengo a farvi partecipi di quanto sia emozionante vivere la storia di questa manifestazione anno dopo anno, scrivendo anno dopo anno una pagina di storia che resterà indelebile su questo grande e ormai voluminoso libro chiamato Fiera di Arsego. E quindi davvero come primo cittadino estendo il mio grazie a tutti, grazie anche ai cittadini del paese, perché dovete sapere, Arsego è un paese di 4.000 abitanti che in un fine settimana della fiera si trasforma nella capitale sostanzialmente degli eventi, non dico della regione ma quantomeno della provincia di Padova, portando decine di migliaia di persone a visitare questa manifestazione. Dalle 7 del mattino a chi frequenta la fiera del bestiame, quindi il momento tradizionale, fino alle 2 di notte con i ragazzi che si divertono anche responsabilmente nei vari momenti organizzati e promossi dall'organizzazione. Ecco che quindi va anche dato e rivolto un grande ringraziamento alla cittadinanza del paese di Arsego, che sa sopportare e supportare questa grande confusione ben organizzata, ecco. E quindi direi che per capire bene cos'è previsto in questa grande confusione ben organizzata è giusto sentirlo direttamente dalle parole da chi da anni coordina questa fiera, che è l'assessore Stefania Pierazzo, che ho riconfermato presidente della Fiera di Arsego anche per i prossimi 5 anni. Sapete che da poco siamo andati a rinnovo amministrativo, quindi se nello scorso mandato ci eravamo posti l'obiettivo di rinnovare e rilanciare la fiera, in questo mandato l'obiettivo che ho dato alla Presidente Stefania Pierazzo è quello di espanderne i confini e di farla sempre più bella, curata e conosciuta, e quindi la ringrazio per aver coordinato in maniera esemplare, ma peraltro insomma è una garanzia ogni anno, perché è brava, bravissima questa macchina molto complessa chiamata Fiera di Arsego. Grazie ancora. Bene, grazie all'amico Daniele Cannella. La parola alla Presidente Stefania Pierazzo. Dando la parola a lei, come Regione Veneto mi permetto di anche ringraziarla per l'impegno che profonde, ma soprattutto ringraziare i dipendenti comunali, i volontari, tutti gli operatori che rendono viva e così frizzante l'antica Fiera di Arsego, quindi attraverso lei ringraziamo virtualmente tutti quanti quelli che appunto lavorano per fare di questo weekend un weekend importante e memorabile nel baricentro del Veneto. Se premi il pulsante, perfetto. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri in sala, l'opportunità che ci ha dato il Consiglio regionale, agli amici che vedo in sala, partner operativi del programma che vedrà la partenza venerdì. Mi preme ringraziare in primis anche la Regione Veneto, perché fa parte tutti gli anni, sostiene e crede nel nostro evento, un evento che viene sempre sostenuto dagli sponsor, come ha già detto il Sindaco che li ha ringraziati, e dai contributi che arrivano dagli enti in cui credono nel nostro evento. Un evento che negli ultimi anni è cresciuto,
che cerca comunque di mantenere la tradizione della fiera agricola come è nata, ma allo stesso tempo cerca di portare tradizione e innovazione, quindi di farla rendere la fiera vissuta nel 2024. Una fiera che vedrà un programma sicuramente ricchissimo, vede l'apertura venerdì pomeriggio con la festa del bambino, e la presenza di numerose attività sia per le famiglie che per gli anziani, per i giovani, quindi una fiera che la vede viva a 365 gradi, 365. Che cosa sarà presente per chi viene a trovarci in fiera? Un'area mercato con oltre 300 bancarelle che vedrà il paese vivo con l'area mercato, quindi con gli ambulanti presenti. Una zona dedicata al villaggio medievale, quindi cerchiamo di rievocare com'era la fiera di un tempo e di rivivere con delle attività che vengono proposte dall'Ars Mercatorum, che tutti gli anni sostiene e crede nel nostro evento. Spettacoli davanti alla chiesa, alla sera le famiglie che vengono a vedere, oltre a trovare delle attività musicali per i più giovani, ci sono anche degli artisti di strada, quindi la possibilità di intrattenersi con danze del fuoco, esibizioni di musica, giocoleria e spettacoli teatrali circensi. Le aree enogastronomiche sono tantissime. Quest'anno vede il ritorno della Proloco, perché la fiera nasce e viene ancora sostenuta dal mondo del volontariato, quindi la Proloco che ritorna dopo anni dovuti al Covid con un grande padiglione gastronomico affiancato a un altro gastronomico dell'Ardisce Spera e uno gestito dagli amici di Tradizioni Venete. Quindi anche l'attività culinaria presente in fiera, rievocando sempre quelli che sono i piatti delle tradizioni venete, la trippa, lo spezzatino, il baccalà, quindi tutte quelle cose che magari nelle case ormai stiamo prendendo l'abitudine di mangiarle, se veniamo in fiera le ritroviamo e possiamo passare delle giornate sicuramente in compagnia. Una kermesse musicale che vede nell'area della parrocchia quest'anno un cambio di rotta con la presenza dell'organizzazione di Buffalo Beer che permetterà un grande spettacolo musicale tutte le sere con delle programmazioni. Una delle vere novità del 2024 è il Tractor Show, quindi ricordare ancora la fiera agricola come portando in fiera dei trattori. Lo uniamo con due cose, i trattori a pedali dei bambini, quindi cerchiamo di far uscire le famiglie e facendo intrattenere i bambini con delle corse con i trattori a pedali. Allo stesso tempo, con la presenza di Bellucco Farm e Deutz Trattori che sarà presente in fiera, faremo delle gare di trattori e delle esibizioni in un'area dedicata. Il villaggio degli animali, non può mancare sicuramente il ritorno di quello che è la tradizione, quindi la fiera agricola, una zona dedicata agli animali, ai lavori di un tempo, come si impagliava, come si costruivano gli zoccoli, le scarpe, quindi tutti quei lavori che una volta venivano fatti con le mani, con i primi materiali, li possiamo trovare grazie a dei volontari che cercano ancora tutt'oggi di ricordare e mantenere le tradizioni, associandolo a quello che è l'animale, che ormai nelle nostre case, nelle campagne, stiamo un po' perdendo, e quindi possiamo trovare una fattoria didattica e degli orti botanici, quindi tutti i bambini in fiera solitamente vengono, sono incuriositi e si avvicinano a tutte queste aree di vedere l'animaletto che si muove o quant'altro, ecco. Non manca alla sera la fiera dedicata ai giovani con l'area dei Baccari, un po' richiamando a quelli che sono proprio nati qua a Venezia, quindi tutti i vari locali con le varie cicchetterie, aperitivi, un'atmosfera giocosa e conviviale, zone musicali, più postazioni di Radio Wow che sono qui presenti con noi, che porteranno durante la fiera intrattenimento e svago per tutti. Un'area expo nel padiglione principale dove ci sono tutte le aree commerciali degli espositori tutti gli anni chiedono e ritornano a investire, a mostrare quelli che sono i propri prodotti. Oltre a un qualcosa di commerciale c'è anche un qualcosa di agricolo, quindi attrezzature, macchinari di lavoro, quindi la fiera rimane sempre e comunque anche
un negozio, una vetrina per le attività della zona del Veneto, della nostra provincia, che vengono a visitarle. Il lunedì la classica tradizionale giornata dello scambio del bestiame, la cosiddetta scambio di mano con l'acquisto delle bestie. Ritornano tutti gli anni, ci sono ancora, siamo una delle poche fiere che comunque riesce comunque a mantenere ancora questa tradizione e con orgoglio la stiamo difendendo, ecco. Quindi il mio grazie va veramente a tutti gli operatori che sono presenti in fiera. La fiera di Arsego, anche se vanta 277 anni di fiera, anche se vede 250.000 visitatori, rimane ancora la fiera locale, organizzata da volontari, che serve a sostenere tutte le associazioni durante l'anno. Quindi sta diventando una fiera in grande, non è ancora una fiera commerciale, ma è ancora una fiera organizzata a livello locale da volontari. Sappiamo che sono il fulcro, che sono la vita delle nostre manifestazioni, e senza di loro sicuramente la fiera non riusciremo a garantirla con questi numeri, con questi programmi, perché la fiera anno dopo anno continua a costare sempre di più, e anche agli sponsor che ogni anno continuano a credere in noi e a permetterci di portare, di riuscire a garantire una kermesse così importante. Grazie Presidente e Assessore. Quindi un programma ricco e di qualità che avrà appunto il prossimo weekend, che renderà Arsego il prossimo weekend, dicevo prima, baricentro del Veneto. Quindi un invito a frequentare questa fiera e un appuntamento venerdì pomeriggio, venerdì 18 alle ore 16:30 per l'inaugurazione della 277esima fiera di Arsego. Assessore, Sindaco, buon lavoro, che ne avete bisogno in questo weekend. Grazie.